In questo caso però ripiombiamo pienamente nella nostra tradizione più pura, perché Andrea Piso alle launetas, Alessandro Menis voce, Paolo Masala stradrunfa, ci riportano indietro ad un classico che è stato eseguito da due personaggi che sono anche loro un elemento che ha fatto la storia della nostra musica popolare, Efisio Melis e Gavino De Lunas, che nel 1930, quindi oltre 80 anni fa, registravano un ballo logudorese, un brano registrato e inciso su disco in quegli anni. Andrea Pisu, Alessandro Menis e Paolo Masala hanno avuto l'idea di ripescare questo brano, ridargli ancora grande vitalità e grande attualità proprio sul palco di Icnos. Buon ascolto con questo antico ballo logudorese. Buon ballo!
perché